Sono settimane decisive per il mondo del calcio dilettantistico nostrano. Una frase che abbiamo detto e sentito dire spesso in quest'ultimo periodo, ma adesso iniziano ad arrivare le prime certezze in vista della ripartenza. Iniziamo dallo stop definitivo, adesso ufficiale, di tutti i campionati dalla promozione in giù. Per loro un arrivederci a settembre. L'eccellenza invece tornerà in campo il 18 aprile, ma attenzione, per il momento stop alle amichevoli pre-mini campionato. Sì invece agli allenamenti collettivi. Capitolo settore giovanile, l'idea portata avanti dal Comitato regionale Veneto è quella di provare a spingere per vedersi concedere il via libera agli allenamenti con uso degli spogliatoi e delle docce subito dopo Pasqua. Poi, se si potrà, verrà il turno di qualche torneo nel rispetto dei protocolli. Adesso bisognerà pensare a come ripartire a pieno ritmo nella prossima stagione, con uno spauracchio, oltre al virus, le tante fusioni e le possibili rinunce di tanti club del territorio.